La maggior parte dei fenomeni ondosi di grande intensità che si abbattono sulle coste del Sinis sono dovuti a eventi di maestrale, che arriva dalla Francia, dalla Valle del Rodano, verso la Sardegna, dalla direzione di nord-ovest, e il vento predominante in Sardegna è anche uno dei più intensi, e questo è in grado di sollevare dei campi ondosi molto rilevanti, che viaggiano dalle coste francesi, dal largo, dal Golfo del Leone, fino a battersi sulle coste occidentali sarde. I ricercatori, basandosi sulle informazioni meteorologiche e sui dati del vento, che sono il motore principale della circolazione ondosa, hanno messo a punto un modello numerico, cioè un sistema di simulazione al calcolatore che gli permette di riprodurre con precisione le onde che si formeranno nei giorni successivi. Questo sistema si spinge fin dove si può spingere la previsione atmosferica, ovvero sia, nel nostro caso, 5 giorni. Queste ricerche non hanno solo un grande valore scientifico, ma anche un'utilità pratica. Le applicazioni pratiche di questo tipo di studi sono essenzialmente per la sicurezza della navigazione marina e il cosiddetto early warning, l'allarme tempestivo dei fenomeni ondosi di notevole intensità che si possono abbattere sulle coste, in questo caso delle aree marine protette. Noi possiamo avere al massimo un preavviso di 5 giorni. Le verifiche sul nostro modello hanno dato ottimi risultati per la capacità di previsione del tempo e dell'altezza d'onda massima dell'evento estremo fino a 3 giorni prima che questo si verifichi. Questo lascia ampi margini di tempo alle autorità competenti per prendere eventualmente le necessarie precauzioni. Un grande tratto di mare senza ostacoli, dunque, sino alla penisola del Vento. Il principale effetto del vento, parlando di mare, sono le onde. Quando il vento agisce sulla superficie libera dell'acqua, crea un sistema di increspature che, aumentando l'attrito, favoriscono la turbolenza dell'aria e lo scambio di quantità di moto fra i due elementi. In questo modo si ha un passaggio di energia dal vento all'acqua. Tale energia trasforma progressivamente le increspature in vere e proprie onde che aumentano in altezza e lunghezza fino a ricadere nel campo di influenza dell'accelerazione di gravità. E anche quando il vento è cessato, tale grande energia si placa lentamente. Lungo le coste del Sinis le onde hanno tutto il tempo e la distanza per diventare imponenti, le più grandi del Mediterraneo. Anche i bassi fondali in prossimità della riva contribuiscono a generare onde particolarmente alte, molto apprezzate dai surfisti, come nel caso della spiaggia di Maimoni. Proprio su questa spiaggia i ricercatori hanno sviluppato un modello in 3D del moto ondoso che mostra come avanzano e aumentano in altezza le onde mano a mano che procedono verso la spiaggia. Per quanto riguarda le coste occidentali sarde, noi tipicamente in un anno vediamo fenomeni di mare molto mosso, con onde alte più di 2,5 metri, per una trentina di volte. Invece gli eventi di tempesta vera e propria, con mare forza 6 o superiore, si abbattono sulle nostre coste tipicamente 10-12 volte in un anno. L'energia e i movimenti delle onde naturalmente influiscono anche sulle zone umide interne. In un secondo modello si possono apprezzare i movimenti delle acque nel Golfo. I grandi accumuli di posidonia lungo le spiagge e alla base delle scogliere ci fanno capire quanto possano essere violente le onde che riescono a strapparle dal fondo marino. Stessa sorte può toccare anche ad opere umane.
come testimoniano i resti di una grande boa divelta dalle onde di una tempesta. Purtroppo anche l'uomo nei secoli ha fatto le spese dirette di questa natura estrema. Nel mare del Sinis gli appassionati di subacquea hanno a disposizione un buon rifornimento di relitti, come i 2 rimorchiatori a vapore a sud di Mal di Ventre e di fronte alla spiaggia di Seu. Imbarcazioni sventrate dal moto ondoso che ne ha sparso i pezzi a distanze incredibili e per questo ancora più impressionanti. Si tratta di testimonianze dirette della forza distruttiva scatenata dall'energia del mare in quest'area, sia in superficie che sotto di essa, qualcosa di assolutamente superiore a qualsiasi parametro umano. Quando si scontrano con la Terra, gli elementi primordiali iniziano una lotta che va avanti da milioni di anni, dove sappiamo chi saranno i vincitori: acqua e vento. Ma le rocce combattono, resistono, giorno dopo giorno, notte dopo notte, sopra e sotto il mare, ognuna con il suo modo di essere: pietre vulcaniche e quarzo più duramente, calcari e rocce sedimentarie con meno fortuna. Sono suggestivi anche i risultati dell'eterno conflitto fra terra e mare, le spiagge, come quelle a nord di Isa Rutas, composte da originali granuli di quarzo bianco originati dall'isola del Mal di Ventre e levigati dal mare. Immergendosi sott'acqua e utilizzando appositi microfoni è possibile percepire un altro aspetto dell'incrocio di elementi che agiscono sul Sinis: il rumore delle spiagge. Ognuna ne produce uno diverso, in funzione dei materiali che compongono la sabbia. Questa diversità, non solo animale e vegetale, ma anche geologica e fisica, che riscontriamo anche in elementi apparentemente immutabili, è proprio una delle caratteristiche più affascinanti della Penisola del Vento. Gran parte delle coste italiane è fortemente antropizzata, cioè modificata dall'azione dell'uomo, che ha costruito case, strade, strutture sulle spiagge, sulle dune, in tutte le aree costiere d'Italia. Ciò ne ha causato l'erosione e quindi l'arretramento della linea di riva, spesso con la perdita della spiaggia stessa. La Sardegna rappresenta un'eccezione a questo andamento, in quanto esistono ancora spiagge che presentano un elevato grado di naturalità.
Le coste, d'altra parte, sono zone molto importanti per le attività economiche, prime fra tutte il turismo e l'edilizia turistica. È chiaro che la gestione deve essere oculata e adeguata. Nel Sinis la situazione è ancora buona, ma qualche danno è stato prodotto dalla raccolta indiscriminata dei granuli di quarzo, sia in grandi quantità per fini edilizi che come ricordo da parte degli innumerevoli turisti nel corso degli anni. Anche in questo caso l'area marina protetta, in collaborazione con i ricercatori, interviene dedicandosi allo studio dei volumi di sabbia presenti sulle spiagge e al loro monitoraggio nel tempo. Come si calcolano i volumi delle spiagge? Si effettuano dei rilevamenti di precisione. Oggigiorno sono disponibili tecnologie basate sull'uso del GPS. Possiamo estrapolare il valore del volume di sedimenti metri cubi che sono presenti all'interno di una spiaggia. La misura ripetuta di questo, soprattutto nelle piccole spiagge, di questo dato consente di capire se stiamo perdendo della sabbia e quindi se la spiaggia sta andando in erosione. Abbiamo rilevato degli arretramenti importanti per la linea di costa della spiaggia di Zarutas di circa 30 metri in 40 anni. Questi arretramenti sono probabilmente dovuti alla di sabbia che è stata fatta nei decenni passati. Ricordiamo che le spiagge sono sempre state delle cave utilizzate per asportare sabbia come materiale da costruzione. Oltre al problema dell'asportazione di sabbia da parte dell'uomo, c'è quello molto delicato legato alla posidonia, una pianta marina determinante per l'equilibrio delle spiagge in tutto il Mediterraneo. L'attività turistica induce, con grande anticipo sulla stagione estiva, la ripulitura dei litorali per motivi estetici dai banchi di posidonia spiaggiata. Si tratta di foglie morte, le cosiddette banquette. Quando la posidonia perde le foglie in autunno, queste vanno a depositarsi con le mareggiate sulle spiagge ed esercitano un controllo sulla loro forma. Eliminarle vuol dire squilibrare completamente il bilanciamento dell'erosione. Un altro aspetto importante è che la posidonia forma una barriera nella zona antistante le spiagge e questa barriera controlla la pendenza della spiaggia. Se la posidonia va in regressione, cioè il limite superiore arretra, la spiaggia cambia la sua pendenza e la linea di riva arretra. Lo studio degli scienziati sulle coste di questa zona della Sardegna si è ulteriormente evoluto. I ricercatori sono oggi in grado, grazie all'analisi di fotografie aeree, immagini satellitari e altre tecniche di rilevamento a distanza ancora più sofisticate, di delineare qual è stata l'evoluzione della linea di costa negli ultimi 7500 anni, anche in funzione dei diversi livelli della superficie marina. L'arretramento è evidente soprattutto su alcune spiagge. Una delle scoperte più recenti è che Isa Ruttas potrebbe non essere più alimentata dal disfacimento delle rocce quarzitiche dell'isola di Mal di Ventre. Le stesse indagini consentono di individuare dall'alto le vecchie spiagge ormai fossili che giacciono sul fondo del mare. L'area marina protetta del Sinis, istituita nel 1997 e affidata in gestione al comune di Cabras, sta faticosamente cercando di diventare il volano di un processo di crescita culturale che conduca le future generazioni a comprendere un concetto. È possibile coniugare la conservazione dell'ambiente naturale marino e costiero con lo sviluppo economico. La sfida sta nel mettere a punto una gestione del territorio condivisa ed efficace che migliori la qualità della vita e permetta di conservare i valori ambientali.